Insospettabile bagnino di giorno, spacciatore di cocaina alla notte. L'uomo riforniva i tossicodipendenti del litorale veneziano con due complici che si procuravano lo stupefacente proprio da lui. Un dettaglio inquietante: i carabinieri, nel corso di due sequestri di droga, si sono imbattuti anche in una sostanza da taglio inusuale e pericolosa perché cancerogena, la fenacetina. Un tempo serviva a produrre medicinali, ma ora il suo utilizzo è stato vietato. I militari hanno dunque arrestato il bagnino 32enne, residente ad Eraclea, che è finito ai domiciliari. Una 32enne di origini serbe, ma residente a Jesolo, è stata sottoposta a obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione di sera e di notte. Infine, ad un operaio albanese di 39 anni è stato notificato l'obbligo di presentarsi in caserma per 3 giorni la settimana. L'attività dei tre pusher andava avanti dal 2011 ed è stata bloccata dai carabinieri nel 2014, quando la donna di Jesolo era stata arrestata per spaccio. Destinatario della droga, il florido mercato della movida estiva lungo il litorale, con l'atroce particolare della sostanza cancerogena. Verosimilmente non si trattava della prima volta che i pusher la utilizzavano, una droga ancora più pericolosa finita nelle mani di chissà quanti giovani del veneziano.